Sì, sto per partire insieme ad altri 5 ragazzi del gruppo Giovani Barbarigo per la GMG insieme al professor Saviane e spero che sia una bella esperienza. Ce l'ha proposto il nostro prof di filosofia, il professor Scorzon, e io lì per lì ho detto no, però poi ho visto l'entusiasmo che ci ha messo lui e ho detto dai, proviamo. Il tuo primo È il pellegrinaggio? mio primo pellegrinaggio, quindi non ho aspettative, cioè non mi aspetto niente, spero di divertirmi e di arricchirmi spiritualmente e interiormente. Tu stai frequentando anche il gruppo Giovani Barbarigo? Dal timido che ero ho conosciuto altre 30 persone come minimo che mi hanno arricchito e mi hanno dato molto, cioè mi stanno aiutando sia come persone e ci divertiamo alla fine. Quando c'è stato il GMG in Spagna sono andati i miei animatori e sono tornati ed erano contentissimi e quindi mi hanno trasmesso questa voglia proprio di andarci, e visto che è stata proposta nella scuola, allora il GGB è una cosa credo unica perché non l'ho sentito in nessun'altra scuola e praticamente ci troviamo una volta al mese e un venerdì sera con i professori e mangiamo tutti insieme agli altri ragazzi della scuola. Di solito si va dalla terza superiore ai ragazzi che sono usciti anche dalla scuola e dopo facciamo un'attività con un tema. Quest'anno ad esempio era il coraggio. Solo il perdono ci sveglierà. Anche tu andrai al pellegrinaggio a Cracovia, come Sì. mai? Come mai? Che penso sia una bellissima esperienza, penso possa aiutarmi dal punto di vista umano e comunque come percorso che voglio intraprendere nel futuro. Da quando frequenti il GGB? Mi hanno tirato dentro più o meno verso febbraio, inizialmente ero un po' scettico perché non ero molto convinto di tutta questa esperienza, poi però mi sono divertito molto.